Ma crediamo che una figura importante, storica del giornalismo veneto come Giorgio Lago meriti ogni anno di essere ricordata e aver avuto la capacità di trasformare quel premio, che era legato più a un ricordo legato alle amicizie, ai grandi giornalisti del passato, che aveva visto questo premio iniziare la sua prima edizione a Jesolo, e aver visto l'evoluzione poi oggi invece con questo premio legato ai futuri giornalisti, credo che sia stata una grande intuizione da parte della famiglia Lago e della fondazione, che ha trasformato questo premio in qualcosa che può creare i futuri Giorgio Lago, e che crediamo possano testimoniare come il giornalismo rimarrà comunque un elemento di garanzia della democrazia e della comunicazione corretta all'interno della crescita di un paese come il nostro. Giorgio Lago è stato un testimone importante, un garante di trasparenza e di corretta informazione, e speriamo che questi ragazzi che iniziano il loro percorso attraverso questo premio possano ereditarne la grande capacità che ne ha fatto diventare uno dei simboli del giornalismo italiano ed essere particolarmente orgogliosi che fosse stato veneto.